Governatore, qual è la situazione? Due ferite molto gravi per quanto riguarda il Veneto, parliamo quindi del Cadore e siamo in Riviera. Noi abbiamo due emergenze catastrofali che valgono circa 100 milioni all'una e proprio per questo motivo dico che noi dobbiamo chiedere 200 milioni a livello nazionale. Questo è quello che chiediamo, i conti sono chiari, non abbiamo problemi a documentare questo. Governatore, c'è chi parla però di ripristinare tutto il territorio, quindi il Veneto, e c'è un progetto che da anni è sempre lì, sto parlando dell'ingegnere Dal Paus. I soldi sono tanti come cifre e nulla arriva da Roma. No, guardi, quel progetto primo l'ho fatto fare io nel 2010-2011, 2 vale circa 3 miliardi di euro, 3 abbiamo chiesto che ce lo finanzi Roma perché ovviamente noi mandiamo le tasse a Roma e a qualcosa serviranno queste tasse. Questo è quello che posso dire. È vero che questo mega progetto per mettere in sicurezza il Veneto deve essere finanziato. Poi voglio anche ricordare che i tornadi comunque non si possono prevenire, neanche fare opere a tutela. Governatore, Veneto Serie B e la Toscana Serie A, è così? Beh, dal punto di vista comunicativo sì, visto considerato che lo spazio che è stato dato alla Toscana e io sono vicino agli amici toscani, assolutamente mi batterò perché anche loro abbiano indennizi, però dal punto di vista comunicativo il Veneto è stato trattato veramente male, visto considerato che noi abbiamo avuto un morto, 92 feriti, 500 abitazioni devastate, almeno 100 delle quali da demolire e oltre 300 auto da rottamare. Presidente Zaia, anche la CEI si sbizzarrisce con le battute, piazzisti da 4 soldi, sono bollati i leghisti per la gestione dell'immigrazione. Penso che questa dichiarazione si commenti da sé, dopo dall'altro io spero che il Papa chiami anche i preti, ascolti direttamente i preti, un Papa che ha saputo stupirci peraltro. Dall'altro devo anche dire che magari varrebbe la pena di rispondere che saremmo anche piazzisti da 4 soldi, ma noi sappiamo che 2 immigrati su 3 non sono profughi, quindi non diamo ospitalità a chi non è profugo.